Saluti a tutti gli amici del suo canale 172. Oggi siamo in compagnia di Monsignor Giovanni Francesco Zuncheddu, non per fare questa trasmissione di ogni dì, uno sospiro di coro, ma per questionare di una cosa di importo umano. Questo suo libro che ha pubblicato Moica, sei viendi, dedicato tutto ai bruceresus, a Santa Maria, Nostra Signora de Montserrat, che è la patrona manna di questa vita che ha un nasce Monsignor Zuncheddu. E cominciamo proprio domandando su Monsignore poitta attento a bisogno in moi di scrivere questo libro, poitta devo appunto che è dedicato a sua mamma che nasce 100 anni oggi, ma forse sì, non c'è gusto, doppia forse torrai grazie a sa vita che ha fatto nascere a tu e tutto. Sa cosa nasce per volontà del suo parroco che c'è in noi, Don Giuseppe Pisano, e del suo comitato di Ocanno di Santa Maria. Tutta sa gente deve conoscere sa vita di Nostra Signora. E poi, su titolo che tiene di Montserrat, che non è alcuna cosa che si voglia attanallai a Montserrat, a Cantecastello, a Pauli e Usannai, ma è bene di meda pro lontano, dessa Spagna, dessa Catalogna. Su titolo che questa gente, venendo da Alghero, callendo in Campidano, anti boffio l'assai, dopo che non ti pure tutto, su che ci via nella Sardegna, in sa poverezza di questo tempo, i spagnoli anti l'assau i devozioni si brusu bellas e chi tenianta in grande rispetto in sa terranzolo. E quindi, per Brucei, c'è stata Nostra Signora de Montserrat. Finze su timbro parrocchiale bonai, non è come su titolo vero che tiene di questa Nostra Signora che si venera da Brucei, ma lui ha scritto di Monserrato. Questo non vuole dire che questa devozione è begna de Pauli, ma è begna de più lontano, dessa Spagna, Montserrat, che meda gente noi scia dei commenti, poiché Calincuno è andato pure in Spagna a Montserrat in su guvento dei spara benedettinos accanto a este questa stauta de Nostra Signora Samorenita, e quindi una stauta niedda, niedda. E noi invece in Sardegna la veneraus bianca. A volta con su pipio che botta da sa serra posegai su monti, Monte Serrato, commente in Brucei, commente in San Massi. In Serramanna e in Pauli invece Nostra Signora non poteva questa specialità del suo pipio che botta ad una serra poi segai su monti. Quindi è stato piegato in vita proprio per il significato che tenia questo nome, ed è fatto una stauta bianca e non è da gusto in Sardegna, appunto tutto bianca, sa stauta della Nostra Signora de Montserrat, e con questa caratteristica principale della serra che botta su pipio e segai su monti. Ecco. Ma c'è tutto questa cosa bella di questo libro, che questa prima parte è tutto dedicata alla storia, sa geografia, dessa Santa Maria Nostra Signora de Montserrat. Dunque, in noi, leggendo questo libro, si conosce tutta questa storia, con fotografie, ci punti tutto dipinto umano, dei grandi pittori che in questa storia hanno raffigurato le iconografie dei santi e della Madonna, e dunque è un libro di importo per ognuno che ha venerazioni possa santa, e Brucei in particolare proietta
bruciei da deni commenta patrona santa. Sì, e poi vai proprio gusto sa primo patti, su primo capitolo, sa vita de Nostra Senora, come è stata pensata, in sa mente de Deus, e quindi se io andavo a sa Bibbia, a sa Sacra Scrittura, e riportavo tanta rigas che forse se non fossero stati mai ligias di tutta sa gente nostra, proprio un po' di tenere questo aggancio a sa Bibbia. Può dire che Nostra Senora nasce in sa mente di Deus, in suo momento in su quale Deus è tutto, vedi che sono traigi di su chisu di annao, e in questo momento è tutto, io annao, ad avere una femmina su semini e su villo de issa da strecca e sa conca, a su tre penti che rappresentata in questo momento su demonio, su serpenti infernali che attentano somini a su peccato e ci volia pure arrendescio. Ecco, Nostra Senora nasce di ingoni e poi esti aspettata su sospiro, questo sospiro che incesti in sa Sacra Scrittura, in suo testamento antico, in sa prima parte, in suo testamento antico, poi vinza che Nostra Senora arribada, verrà una donna ad avenne questa femmina che ha da donare sa vita ai gussu che da strecca e sa conca. E quindi se io andavo a sa Bibbia, noi scetti riportando a rigas de sa Bibbia, ma ci chendi de boni vince immagini belle, sa colorisi, poi da sa gente nostra non è tutto abituata a leggere libri d'ogni dì, e quindi una pagina, un libro abbastanza a mano, con caratteri in mano, su poi leggi, in modo che sa gente e si tenta la possibilità di comprendere la vita di Nostra Senora, quando nasce, Gioacchino e Anna, poi sa natividad di sua immacolata, senza ombra di peccato, poi Taddeo poteva fare questa cosa bella per preparare su villo su, su nascimento del suo villo su. Deus lo poteva fare e l'ha fatto. Questo è l'argomento che incesti in suo documento de Pio IX, che in suo 1854 ha stabilito su dogma dell'Immacolata concebida. Nostra Senora è stata pensata e fatta de Deus senza ombre peccato in suo nascimento e mai peccato ha fatto in vita sua. Ecco. E a pustis commenta seguiu a Gesù Cristo in tutta sa vita, finza arribai a Savini, a suo Calvario, bota Maria Santissima, voria da sa via Crucis, e arribata vinse a fare compagnia a suo figlio, commente donna mamma accanto a suo figlio che moriri. E est inguni e Gesù Cristo a Augusto, rivolgendosi come podia da desi spasimo de sa croce a sa mamma sua che volia da pede sa croce sua, da mamma, questo è figlio tu, po Giovanni, e a Giovanni da figlio mio, questa de oi è mamma tua. Ecco, infatti tu hai posto in questo libro pure uno scanto di stazioni, si sa de 4, sa de 12, poi contai tutto questo conto, ma poi ti comprendi che Nostra Senora è stata sempre accanto de su villo su, sì, su è su redentore dell'umanità, Nostra Senora è sa redentrice dell'umanità accanto su villo. Dunque, Monsignor Giovanni Francesco Zuncheddu ha scritto di adere su montoni del libro e ha fatto, ha tradotto il Vangelo in sardo. Dunque ha fatto un traballo che è un monumento alla lingua cosa nostra. Esso infatti ha sempre difeso e divulgato la lingua in sa vita e tutto, in sa celebrazione e tutto canto, con grandi manifestazioni, celebrazioni manna che sta fende e ha fatto in sa vita cosa sua. Questi avvocati della rotta romana, cavalieri dei Santos Maurizio e Lazzaro, e pure cavalieri della mamma mediterranea di Turriga, ma sa cosa che
chi conta da me, che in tutta questa storia del suo sacerdozio, cosa sua, che ha fatto tanti logos, ha visto tanti logos della Sardegna, può portare a vidi de Deus, può cantare su, Monsignore, cantando funti del sacerdozio. Conoscano funti 54. Meda de questi anni funti stati passati proprio a oggi sempre a lutta, a oggi grara, sempre in endi sul Vangelo di Gesù Cristo, in quasi tutte le parrocchie della diocesi mia e poi finze in gussas di Acanta e poi anche finze in gussas di Ailargo, sempre a pobottare su vuedo di Dio, sai come podia vai, proprio me da volta si vinse in sa lingua nostra, in campiranesu, pensai a suo matrimonio dell'Argino, pensai ai gusti de Santadi e a tanti cerimoni che si vanti in sardo, vinse in continenti, in i circulus dei sardos, per esempio a Rovereto, se ho andau a fare una missa in sardo, po gustus disterraus, emigrau nostus, che funtinguni, e che quando intendenti sa pregadoria, commente dantendianta de sa mamma e de sa nonna in sa terra nostra, e si commovianta vinzi a sopranto. Ma ricordo canto gente ia pranto a Milano, ascoltendi spregadoria sardasa, che vianta in Sant'Igoriu. Ecco, da Augusto ha fatto in nome di Dio, ma senza de nessuna di aspettare nessuna ricompensa di nessuno. Sì. Però è stata una cosa di importo e in ogni all'accana, come ti vista, di lui ha portato su quello di Dio, ma ha portato con sa limba che io sconnoto, con sa limba sarda, sa limba dei saiaio nostri, e dunque da gusta este a fare, non scette a divulgare i fidi di Dio, ma a mantenere via sa limba cosa nostra. E noi pure dogna di. E dogna di, infatti questo traballo che si offendi in questa televisione, in questo canale 172, è proprio questo, di contribuire a donare un aiuto a sa limba cosa nostra, poi potessi istionare dogna diri, per ogni cosa, e Monsignor Zucchetto, dogna diri, si fai opresci su coro con is cose sacchinata disso, dogna diri che si accompagna. Una cosa che volemmo domandare di questo libro, che a metà c'è una dedica importante, poi ha scritto is cosas e ha citato sa commedia divina de Dante. Voi a Savini de Ainau sa vita de Nostra Senora. Commenti è stata arrivata questa devozione dei spagnoli in Sardegna e prusche tutto in bidda a Brucei, dopo che ha ponato tutte queste cose, o li accabai con una laudi a Nostra Senora e mi si è ricordato dell'ultimo canto della Divina Commedia. E dopo posto in sa lingua italiana, dopo posto in locutoreso, picchendi sfuedos che monti besius in tutta sa commedia che io ia tradusio de Bredi Gasu, de Berchidda, Babbai Gasu, de Berchidda, che in una predica in Castello, fatta in sardo in su 1925 a Sant'Anna, a conclusione di un congresso, diventa Serriau, presente no cardinale della Santa Mamma Gresia, diventa Serriau, poi vai sa predica in locutoresu. E isso di ha fatto volentieri gusto de vai questa predica in locutoresu. E Deo mi vai piacere mo desi modi nai su chi annau a sinizio de questa predica che su cardinali a Savini di annau che dia comprendi ad otto doni a voi dopo sul locutoresu e me da vicino commenta il linguazzo sul latino. Questa fonti is paraulas de Babbai Gasu su 24 di aprile del 1926 in Castello. Mi sia concesso salto onore
e su vivo viaghere de voltare a su congresso solenne su saludo de sos umiles, in cuddu antigu l'imbazzu de Sardigna, che sfizzu legittimo de sa nobilissima e foltissima limba latina, in cuddu l'imbazzu de su cale si solviat Eleonora, Maccari Campidanesa, poi scrier sas legges suas a su Campidanu e sa Repubblica da Taresa, poi scrier sos istatutos suos a sos tataresos. Custa oghe, mirai, est umile e modesta, ma sincera. Sos saldos semus poveros de dottu, poveros de benes materiales, poveros de aria, poveros de pane, poveros de inteligencia, poveros de iniciativas, ma non poveros de coro, no. Custos fuedos mi punti proprio ragios de los fai conoscere a tanti genti in questo libro mio, a conclusioni de sinnu a Nostra Senhora, uno dei prumanos e probellos che ha riportato vinse in Campidanesu, commenti dopo agattau in barumini, vendi a ricercas de gustas cosas antigas, in mezzo dei beccicellos, apagattau sa Divina Commedia tradusia in s'ultimo cantidu e dopo vinse posta, vinse po da conosci vosatros e por laudai aici a San Mamma de Deus e a San Mamma nostra Maria Santissima. Dunque, questa parte de tresi del suo libro è dedicata a un'altra devozione manna che è sa patrona massima della Sardegna e tutto, Nostra Senhora de Bonaire. E tutti noi ci punti, tutti i logos, tutti i scresias, tutti i vidas, a undi venerant bene sa Nostra Signora de Bonaire. Sì, questo capitolo è dedicato a sa devozione a Maria Santissima in Sardegna. Pensate che ci punti 80 titoli e prusu in Sardegna dedicati a essa e venerata proprio con gusto nominis, che devo a riporto in toto. A Sabini, quando fu pensando sul libro, manti vassau vinse una ricerca che è stata fatta, bobiri canta altaris e canto stautas ci vurianta in iscresia de Sardigna. E in sul libro ha riportato sia da i titoli de Maria Santissima come è venerata in tanti logos, e sia da questa statua e questa vita accanto a Nostra Senhora Bonaire esti venerata. Però sa devozione a Nostra Senhora Bonaire andivota a tanti altras, a vinse s'arribai a sa nostra, che in Brucei est Nostra Senhora de Montserrat. Dunque, tutta storia mariana, naravamo de sa Certo. Sardegna nostra. E una cosa bella è che in suo libro c'è spiegato quando e commenti e da onde arriva dunque questa tradizione di devozioni in Brucei, c'è contata tutta sa Cresia della parrocchia e dunque da tutte le cose che riguardano tutta la popolazione. Dunque questo libro chi tu tieni, di chi tu leggi, da onde distribuiu? Questo libro che è fatto con sa mannaria de 22 centimetri su 30, quindi è un libro umano con menti biesi, porta 161 pagine ed è diviso in 4 parti, come se unendi, sa prima in sa Bibbia, come nasce Nostra Senhora con questo titolo, sa devozione a Maria Santissima in Sardegna e l'ultima parte è sa memoria storica de sa festa sua in Brucei. E noi teneus in tutte le fotografie, i dipinti, tutta questa bella cosa che c'è sta colorata. C'è 2 fotografie però in bianco e nero, pensando su via ancora ici, del 66, a undi che Monsignor Zuncheddu dopo sa fendi festa, dopo che ha celebrato la prima missa in Sandus,
ci via da Monsignor Paolo Botto, che è obispo di Inzandus, brevi. adesso 66, dunque questa è una cosa che conta da noi scetti di storia personali di Monsignor Zuncheddu, ma c'è scritto, ci punti da rosa portare in noi, tutti i spredisi del 1898 fino a oggi, ai CS, certo, dunque che hanno amministrato Sagresia in vita, devotus de Nostra Signora Monserrat. Oh, ma non si, in questo libro non si questiona scetti de cose del Sugoru, de Gresia, de Vidi, ma de sa vita tutto, de sa vita del suo territorio, del suo monte dei Sette Fradici, de commenti via Brucei in anni 50, commenti stoi. Dunque c'è tutta questa storia della sa vita in noi, in Pagos Fuedo si arrennesce a sintetizzare e a contare commenti sa vita oggi. Mi piace a me le immagini di ricordare che tutto sono riuscito a pagare tanti gente che mi narrata, ma questo governo che voi state scrivendo sul libro, dopo che devo distribuire a 1086 famiglie che lo tengono tutto in domo, questo libro a Suve Nostra Signora Monserrat, e in questo libro si questiona di un governo varasa. Poi da 7 fradisi, o le nai 7 parasa. Noi vogliamo 7 parasa in uno governo in su 1800, una quarantina di anni prima, 2 ricchi di Monserrat e di un'altra bidicetta accanto, gli hanno domandato a suo cardinale Cadello, che volia dire arcivescovo di Castello in su 1800, cardinale Gregori Didaco Cadello, su 1800, questo 2 ricchi gli hanno domandato, devo di fare preghiera eremitica e di andare in monti, anti bendio dotto come Santo Francisco, anti comprare una roga in monti e in cui anti costruire finché una gresia. Non fu manna questa gresia, ed anti dedicata a Santo Giuseppe Patriarca, pensai, a Santo Giuseppe Patriarca. Santo Giuseppe Patriarca fu questo che è presentato in ultimi capitoli del suo primo libro della Bibbia, sa Genesi. Questo Giuseppe che è stato bendio dei sfravisi, Giuseppe che è andato in Egitto, Giuseppe Patriarca. O in cesti che hanno una vedra sderrutta che parla ancora de questo governo, però i pastori de Bida conoscono sul luogo che è proprio in 7 fradisi, a undi questo spara si è edificato questa gresietta con un campanilletto che tenia da scetti callancuna matta che lasciata appende sa campana che sonata. E un amico mio molto di una parecchia anni fa di Designa, Cucuccio Anedda, ha scritto un libro dedicato ai 7 fradisi e difatti lui vinse tutta sa storia di questo libretto di Anedda e in questo libro nada che sa melodia de sa campana sonendi s'Ave Maria in govento dei 7 parasa si unia da con sa melodia de sa campana de Ida mia proprio in pari per laudai a Nostra Signora sa Vergine Maria. Mi piace un meda questo e dopo posto sul libro senza devonni meda cosas a suba de Santo Giuseppe Patriarca poi sa cosa i pastori si da scinti bene ed ha riportato in questo libro a subebida antico e moderno in Brucei di Emilio Usanna in Campidaneso Brucedeso e riportato proprio su conto de Santo Giuseppe Patriarca che volia da suo patrono e volia da vincere sa statua bella. Pensai che Sabini noi steti ad antibella e ci commenti con tanti pastori dei da nostra pensai che Cassadorisi
imbriagus, dopo che funti stetius a cassa, iant sciacquau sa statua de Santu Giuseppi, chi ad agattau in su chia barrada de sa gresia, con spudu e con binu, pensai. Ite succedio? Fu calau un lampu de gelo in questo momento, boccendi su cassadori se naperou toccai sa statua de su santu. Is atros compangios de cassa se furiant avuius, disapustisi sa statua non fu di stetia prusa gattata. Ecco, questa è una cosa che vai pensare, e finze sa presenza de questo sparasa, che voriant stetium mandaus a Iniasa, poi circai de promovi s'agricoltura, bonai, in un montaici agricoltura si vuoi promovi, però lu siant mandaus, non è che siant barrau meda, fonti in un documento de su 13 de maio de su 1844, scritto de Monsignor Maron Gionnurra, che veniva a Pustis de Cadello, e no diu che su conventedo fu ancora in pei e che noi viviant isparas Pietro Gotta di Alessandria e Antioco Maccioni de Brucei. Tutto isatro chi si conosce di paristoria. Mi piace di che oi pure che all'incuno intendi di nai dei pastoresi che a Montiecasa dua d'acqua buona, acqua fresca, quindi bese de sa rocca. Bene. Is pastoris contant che is paras aviant una vita santa e plena de privazioni, e ancora si ricorda su nome de uno tali Paragonti. Conta che questo para fetti po vai penitenzia, po buffai, andata a pei a una mizza di Montiecasa, che de su convento fu da più di 7 chilometros, de 7 frati, Montieca 7 chilometros. Quando potevo fare in mizza che voriant pro s'accanto a metà de su conventedo, ancora oggi questa mizza de Montieca sa bene di zerriata, mizza fra conti. Siccome su tempo noi spacciamo perché abbiamo scelto 2 minuti e poi serrai questa nostra regionata. Mi piace da zinare che in questo libro ci funo tutti i scommittati fotografati della metà del secolo passato, del Novecento, fino a oggi. Ma una cosa mi piace da serrai con i gusta. Sicuramente Monsignor Zuncheddu, in tutte le cose che fai disso, postulatori, poi causas dei santos, a traballare meda, poi conosci sa figura, e opera, e sa vidi, che ha fatto questo atto eroico che ha fatto Giovanni Palattucci, e dunque proprio a Giovanni Palattucci esso ha fatto dedicare una ruga in Brucei, e in noi nata a un disagattata, e questa è un'altra cosa bella meda, di importo meda manno che ha fatto tu. Sa ricerca manna estetia dei scomitaus che andanta de su 50 fino a su 70, poi ta fotografia non si indagatant, e su comitau di Occanno e andau a Bellabello, un doni a domo, a cercare fotografias che de su 70 fino a su 2020 non da mancat uno de anno, due funti dottus, più de 2500 giovunus che si funti donaus a celebrare in su comitau de Santa Maria, sa mamma de Deus e sa mamma nostra. Questa ricerca è stata fatta una ricerca vinse po di pensai e domandai a gustus che passano in Saia, che conoscono sa via Giovanni Palattucci, s'ultimo questore de fiume italiana, che ha salvato migliaia di ebreus de Sammotti, e pocusso è stato votato in suo campo di sterminio, di concentramento, e molto addaccato proprio una parighedisi prima della liberazione dei lager nazistas. Ecco, in vita nostra Deusofio onorai, e oi pure, de fronte a Savotta, de Gresia, de Sussaloni, accanto
si riunisce sa comunità di quando s'agresiano do permittidi de fronte ai Gussapotta incommenza da saia dedicata a Giovanni Palattucci. Dunque, se Deo torru grazie a Monsignor Zuncheddu e sinao casi, ligesi su libro di Sagattai, tutto spiegata a noi e disegnata, e tornata a pottai, tutto sa diocesi de Casteddu, con su protettori massimi questi Sant'Effisi dessa diocesi, su patrono dessa diocesi de Casteddu, ma c'è una cosa bella che sa fotografia dell'arcivescovo de Casteddu, Monsignor Batturi, e dunque visto che è l'ultimo arcivescovo che è arrivato in Casteddu in questo anno, e dunque non poteva mancare in questo libro che come un now, questionano scetti della vita mariana e dessa Nostra Signora del Monserrato che in Brucei è mera venerata e amara, ma della storia di Maria e del sapete cosa nostra. Dunque, grazie a Dio per questo libro che ha fatto, per questa dedica che mi ha fatto, e noi con i spettatori se sapere, anzi tu e tutto da sapere, ogni dì poi di fai opresci su coro, questa ogni dì a Mengiano, su canali 172, su canale 19 di Sardegna 1, tu donas su Fueddu de Deus, ma con sa limba dei sardus, de ognuno de nosus. Gracias.